In occasione dei festeggiamenti, ecco, per i suoi 42 anni di sacerdozio sono stati scelti dei momenti di confronto e di approfondimento, in particolar modo quest'anno sul tema ebraismo e cristianesimo, dal conflitto al confronto. Questo momento di oggi è un momento culturale, con la Commissione Cultura che è rappresentata da Giovanni Todero, il professore Giovanni Todero. Ha voluto, diverse volte abbiamo fatto anche l'altra volta altri incontri per cercare di capire cosa ci lega a questo popolo dell'antica alleanza, con noi che siamo popolo della nuova alleanza, certo tante cose comuni. Purtroppo ci meravigliamo come ancora non credano in questo loro compaesano Gesù che per noi è il punto di riferimento, il Salvatore, il mediatore tra noi, il vero Salvatore mediatore della nuova ed eterna alleanza. Ebraismo e cristianesimo, dal conflitto al confronto sulla fede in Gesù. Questo è il tema dell'incontro di oggi, ma da dove nasce la scelta di questo tema? La scelta di questo tema è indubbiamente di carattere teologico molto forte. È un tema pure che storicamente ha la sua incidenza. Ebraismo e cristianesimo per lunghi secoli, pur avendo un'origine comune forte, radicata nel monoteismo biblico, si sono trovati in conflitto. Questo conflitto ha causato anche ferite nella storia della storia europea. C'è però una svolta negli ultimi 2 secoli, nella contemporaneità, una svolta di carattere teologico ma anche filosofico, ecumenico, religioso, una svolta di incontro, cercare di valorizzare soprattutto ciò che unisce. Questo è l'intento di una parte dei teologi cristiani e dei teologi ebrei del Novecento. La nostra fede cristiana è profondamente radicata nel giudaismo e quindi noi dobbiamo attingere abbondantemente a questa tradizione e allo stesso tempo è anche insufficiente per comprendere pienamente la fede cristiana, cioè noi abbiamo bisogno sia di ritornare alle radici ebraiche ma anche alle radici ellenistiche per comprendere veramente chi è Cristo Gesù.